Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Questa puntata è dedicata ad un artista che si è diviso tra canzone, cinema e teatro, Antonio Buonomo. Antonio Buonomo nasce a Piscinola l'11 dicembre del 1950. A 9 anni vince il Pinocchio d'Oro, trasmissione presentata da Marisa Del Frate e Raffaele Pisu. A 15 anni canta all'Arena Flegrea con Nino Taranto e Miranda Martino. È un figlio del popolo e studia da autodidatta sui libri dei grandi poeti napoletani. La sua carriera è un susseguirsi di successi, sostenuta anche da una bella presenza scenica molto gradita dal pubblico femminile. Nel 1967 si lega all'etichetta CRP di Cesare Ruggiero. Nel 1968 passa alla CGA, nel 69 alla MILF, nel 1970 alla Zeus, nel 73 alla Hello e nel 1979 è di nuovo con la Zeus. Debutta al Festival di Napoli nel 1967 con Nu spezza sta catena e Sincerità, che però non arrivano in finale. Nel 1968 ottiene il terzo premio con la canzone Guappatella, cantata con Giacomo Rondinella. Nel 1969 si classifica al quinto posto con la simpatica O Masto, cantata con Mario Merola. Nel 1970 ottiene l'11° posto con Casanova 70, cantata con Oreste Lionello. Nel 1971 doveva partecipare al Festival di Napoli con la canzone Na Bruna, in coppia con Sergio Bruni. Nel 1972 debutta nella sceneggiata con la compagnia di Mario Trevi. In seguito lavora con Pino Moris e Gloriana. Nel corso degli anni si dedica anche al repertorio di Raffaele Viviani e nel 1974 recita nelle commedie Lo Sposalizio e L'imbroglione onesto, messe in scena dalla compagnia di Nino Taranto. È presente costantemente in teatro, dove lavora con grandi attori e registi, come Gino Bramieri nel 1974, Renato Rascel nel 1980, Paola Quattrini nel 1983, artista poliedrico, è fra i pochi a dedicarsi allo studio delle canzoni del periodo del Settecento e dell'Ottocento, che incide nel 1976 con gli arrangiamenti di Edoardo Alfieri. Nel corso degli anni ha partecipato a molte trasmissioni di successo della RAI, come 2 voci per Napoli, 7 voci, Concerto per Napoli e Napoli prima e dopo, ed ha effettuato tournée in Europa, America, Australia, Canada ed Asia. Nel 1976 prende parte al Festival di Sanremo, ma non rientra in finale con il brano La Femminista di Leo Chiosso ed Edoardo Alfieri. Oltre alla canzone e al teatro si dedica anche al cinema. Nel 2008 ha partecipato a Il mattino all'oro in bocca di Francesco Paterno. Nel 2009 è in Fort Apache di Marco Risi. Nel 2017 prende parte a Amore e Malavita dei Manetti Bros. Nel 2020 prende parte alla compagnia di Trianon Opera di Roberto De Simone. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Vi invito a cercare le canzoni su YouTube. Vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti. Inoltre vi invito a visitare la sua pagina ufficiale di Facebook. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce. E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. Statevi buoni! Io sono giovinotto ammarzanato, ha girato un mondo a cagliallà, e non per dire ho sempre comandato, e invece mo non posso più parlare.
una guappa delle femmine, uno vasilla dolce, ma zuccherate bene dolce dolce come a me. Sta arrivando una guappa della guarda solamente tremmo per un pietà a me. Pure la gente tu guarda non so po' capacità, come ha fatto, ognuno dice, come non si scassa cagnare. Guappa della guappa, ma piace stare a vedere, faccio un sisto una volta, chi ti tocca, tocca a me. A quando t'ho vista bella mia, come una seccagnata attorno a me, nessuno trema più, fammi sta via, son io che trema quando vengo a te. Ma se t'avessi a perdere, non so che fare, io campo per st'amore che dolce dolce sta in braccio a me. Sta arrivando una guappa della sto ascoltando proprio a te. Uno sguardo solamente tremmo per un pietà a me. Pure la gente tu guardare non so po' capacità, come ha fatto, ognuno dice come non si sta a cagnare. Guappa della guappa della, ma si accende a spara a vedere, faccio un sisto una volta, chi ti tocca, tocca a me. Guappa della guappa